Le bottiglie di vodka erano prodotte in Georgia, vendute da un'azienda romena ad alcuni importatori a Milano e Torino e introdotte in Italia tramite un deposito fiscale olandese. Ma l'etichetta contraffatta era quella di due note aziende che con quel superalcolico non aveva nulla a che fare. Quasi 30.000 bottiglie, 8.000 delle quali sequestrate in provincia di Treviso. Proprio nel corso del blitz più importante, la Guardia di Finanza della Marca ha accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti sull'intero territorio nazionale. Sono così scattati ulteriori sequestri nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo. Attraverso una serie di perquisizioni e sequestri nelle province di Milano, Torino e Roma, i finanzieri del gruppo di Treviso hanno poi tracciato la vendita di altre 21.466 bottiglie di vodka a numerosi commercianti di diverse regioni italiane, nei confronti dei quali sono ancora in corso approfondimenti. L'obiettivo? Sottrarre dal mercato i prodotti contraffatti ancora disponibili per la vendita, per un giro d'affari complessivo stimato in oltre 1 milione di euro.